Allora, mi ricordo quando ero piccina, si parla da quando ero piccina, che stavo a Barile e si andava a festeggiare lunedì di Pasqua a Ciaccherino. La nonna preparava il coniglio fritto, tutte le robine, le polpettine e si andava a Ciaccherino. Ma non eravamo soli, c'era tutto Barile, tante coppie con bambini, i nostri amici, e veramente era un giorno speciale. Se pioveva ci dispiaceva tanto. Questi sono forse i ricordi della Pasqua più belli. Sono nata in una famiglia che io ero la seconda, che la prima era la Rossana, la seconda ero io, Nidia, poi c'era la Nadia e poi c'era la Sonia. Eravamo quattro, ma era una gioia essere in quattro. E difatti io pensavo sempre che quando mi sposavo ne volevo 3 o 4 di bambini per ritrovare quell'atmosfera della famiglia grande, mi garbava tanto. Siamo stati tanto bene insieme con la mamma, quando non c'era il babbo, perché quando c'era il babbo non ci stava bene, perché era terribile, poi Roma, pace sia, ma però si è fatto la comunione tutte, la cresima, era una festa grande. E ho tanti ricordi della Sonia, della Nadia, della Rosa. La Nadia purtroppo si ammalò e allora quello fu un trauma perché aveva 20 anni e si è ammalata. Quella è stata una cosa veramente dura. È stata dura per me, tu ti puoi immaginare per la nonna, poverina, mamma mia, la nonna Rina, che la mia mamma ha subito questo, che credo che sia una delle cose che nella vita è la peggiore di tutte, perché i figli sono un pezzo di cuore, non c'è niente da fare, non c'è niente più forte dell'affetto per i figli. Tu vuoi bene a tante persone, ma i figli, sono, non lo so, c'è un attaccamento, tu te li porti in grembo. E quindi ha visto per Pasqua tutte felici perché ci facevano l'uovo sodo, l'uovo di cioccolata no, non c'era soldi per comprare l'uovo di cioccolato, però c'era l'uovo sode e tanto si mangiava. Però era bello stare in una famiglia a 4 sorelle, è stato bellissimo. Poi non solo, essendo noi 4, avevamo tanti amici che venivano da tutto Barile, perché poi la mia infanzia più che altro è stata a Barile, quando sono cresciuta, che siamo tornati a Monzumano, facevo la quinta elementare, sicché, no, la quarta, no, la quinta, finivo la quinta. E allora siamo state lì una vita, e quelli sono i meglio anni per me li ricordo più belli, solo che c'era la guerra, si è avuto la guerra, si è avuto tante cose, sì. Però poi lì si stava a Barile in un angolo e davanti c'era un giardino con un palazzo alto a Barile. Lì c'erano tutte le signore che ricamavano. Era bello perché lì io ho imparato a ricamare, tutti i punti mi insegnavano. Era bello e per Pasqua era festa per tutti, tutta Giaccherino. Poi invece quando sono stata più grande, la Pasqua siamo stati a Venezia, si è fatto insomma, delle passeggiate, si andava a vedere posti nuovi col nonno, era bello, perché erano giorni che ci sono 3 giorni di festa con la nonna Rina, la Betty, Annalisa, un anno siamo andati al lago, a un lago, ma non mi ricordo il nome, no, Lago Maggiore, sì, al Lago Maggiore, no, Lago di Co. Al Lago Maggiore siamo stati fuori 2 o 3 giorni, anche quello fu bello. Un anno siamo stati sulla Liguria, in Liguria, ma si faceva queste gite in macchina. Poi ancora prima si portava la nonna Emma, la zia Fausta e lo zio Brunetto a mangiare in montagna. La mamma del nonno, la sorella del nonno e il fratello del nonno con la Betty e si andava in montagna, alla collina e si andava lassù a mangiare.
e poi si riportavano a casa, ma era una bella giornata, me la ricordo, una giornata bella tutti insieme. Allora, le Pasque di quando ero piccolina me le ricordo perché c'erano queste belle riunioni di paese. E poi dopo queste gite con i parenti, e poi dopo c'era i pranzi in casa, che veniva il nonno Eugenio, che sarebbe stato mio nonno, la nonna Emma, la zia Maria, e ci si trovava tutti in via dello Spartitoio a questi pranzi, che era bello anche questo. Dopo, col passare del tempo, dopo la Betty è nata Annalisa. E allora però Annalisa è nata per Pasqua. Era la vigilia di Pasqua, mi sono sentita male, sono andata all'ospedale e è nata Annalisa il 10 d'aprile del 1971. E quella fu una Pasqua bella. Il nonno e la nonna andarono dalla zia Rossana a mangiare perché erano sole, insomma. Sono molto legata alla chiesa di Vicofaro perché mi ci sono sposata, ma prima di tutti la chiesa mia era la chiesa di San Pantaleo, perché stava a Barile, lì ci ho fatto la prima comunione. Era bella quella chiesa, molto bella. Poi dopo nel crescere sono tornata via allo Spartitoio e la chiesa era a Vicofaro con Don Bucci, era bellissima quella chiesa. C'erano le suore, le minime del Sacro Cuore, che veramente è stato un momento, quando io andavo dalle suore alla chiesa, era un momento di felicità per me. Ora poi sono della chiesa del villaggio Belvedere, una bellissima chiesa, c'era Don Bucci, no, Don Caroli, Don Bucci era in Vicofaro, c'era Don Caroli, un gran prete, bravo, 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 bravo. Poi è passato altri preti, sa quando va via, che viene sostituti, insomma, però è la mia chiesa dove io vado tutte le domeniche, dove ho gli amici, dove ho conoscenti. E la Pasqua lì è una festa grossa, veramente bella. Senti, il venerdì di Pasqua, quando io stavo a Barile, era sempre vigilia, insomma, si sentiva forse di più. E poi all'11 del sabato, mi pare l'11 del sabato, e scioglievano le campane. E allora ci sapeva un fiumiciattolo a Barile che con quell'acqua ci si bagnava gli occhi, si beveva addirittura, perché era una cosa che ci si doveva bagnare con quell'acqua, a questo suono delle campane. Era molto bello, ci si trovava in tante bimbe lì insieme. Era veramente una cosa bella. Sì. Se ne è perse tante di cose belle col il progresso. Ora c'è tante cose di più. C'è il riscaldamento, prima non c'era le Pasque, era sempre freddo per Pasqua. Sì. Poi c'era le Via Crucis, anche quelle si facevano, e mi pare il venerdì che si facessero queste cose, sì, o il giovedì e il venerdì, e si faceva le Via Crucis a tutta la chiesa, era molto bello, sì. Poi si cantava alla messa, poi andavo dalle suore, sicché lì c'era un pianoforte che mi piaceva tanto. E poi dalle suore mi ci piaceva, c'era una pace che in casa purtroppo non c'era, ma lì c'era una pace, poi erano brave, tutte brave, il parroco bravo, questo sulla mia età di 13-14 anni mi ha aiutato tanto. Ma è vero che a un certo punto ti venne l'idea di farti suora? Sì, mi voleva fare suora. Pensa che io tutte le mattine mi alzavo alle 6:30 perché volevo andare alla messa delle 7 insieme alle suore. Al chiesino laggiù in via Nazario Saurio dove ce l'avevano loro e andavo insieme alle suore, ma ci avevo preso proprio perché quella pace mi aveva aiutato tanto, perché ha visto il nonno era quello che era, però pace sia, ma l'infanzia ce l'ha arrivata a tutte. E allora lì io dissi, ma perché io non posso venire in un posto così? La madre superiora
mi teneva, mi parlava per vedere se ero intenzionata, mi parlava un po', ma io ero convinta. Però c'era il fatto che la mamma è la mamma, a lasciare la mamma non ce la facevo, non ce l'ho mai fatta. Tu eri ancora poi anche No, no, piccolina. non ce l'ho fatta mai. Quando mi sono sposata, sono tornata con la mamma. Allora la Pasqua viene in un bel periodo perché viene a primavera. E allora il freddo diminuiva e eravamo tutti più felici. Poi c'erano i fiori, io mi ricordo che parecchie volte siamo andati al mare avevamo una casa bellissima, con un giardino bello grande, pini, si mettevano a quel tempo gerani, si metteva fiori e quando andavo là era una gioia immensa e per Pasqua si andava, perché là non avevo, c'era il telefono, ma non poteva chiamarmi nessuno nei confronti del lavoro, quindi quando arrivavo là era una liberazione dalla vita che facevo sempre, perché ho passato una vita a lavorare sempre la paura del telefono, quello voleva la roba e l'altro, insomma. E allora lì era una pace. E la primavera, la Pasqua viene a primavera, è il meglio momento dell'anno. È bellissimo. Si andava sul mare, è stato bello anche quel periodo lì. Molto bello. Annalisa veniva perché ancora era piccina. Poi quando è cominciata a crescere non ci veniva più perché al mare era sola. Allora una volta è venuta con tre sue amiche. È stato bellissimo. Sì. Ah, i fiori è stata una passione grandissima. Però c'era la nonna Rina che aveva il pollice verde e ce li siamo goduti tanto i fiori, perché lei sapeva, faceva le azalee nuove. Lei prendeva il talloncino, lo metteva sotto un vasetto, a Natale c'era il fiore sotto. Io ho provato tante volte e non mi riesce, ma la nonna Rina era brava a fare tutto la nonna Rina. Sì, poi anche il nonno ci aveva passione, aveva messo su davanti al portone di casa 6 piante di limoni grandissimi, erano diventati grandi. Allora insieme allo zio Brunetto, il nonno e il nonno Gualtiero, insieme a Brunetto gli avevano fatto la serra tutta a tavole, ferri e poi ci mettevano la stufina d'inverno. Erano belli, anche quella a primavera si aprivano, erano delle piante bellissime. Poi c'erano le rose, c'era una rosa che dal giardino andava sul terrazzo al piano di sopra, era bellissima. Davanti c'era rododendri e poi c'era un fiorellino bianco, Gelsomino. un gelsomino che era piantato in terra e andava su fino sul terrazzo. Profumano i gelsomini. Aveva un profumo bello, bello, bello. Sì, insomma, io la vita l'ho passata bella. Interrompo? Ti viene in mente qualcos'altro? No, quando sei nata te. Ma io sono nata a Befana. Quando è nato Tommaso. Tommaso è nato il 19 aprile. Quando è nato Tommaso è stato un anno bellissimo. Quella Pasqua è stata bella perché era nato bello, sano, questo è il più che conta. Un bel bambino, poi maschio, in casa mia 4 femmine. La Betty aveva fatto una femmina, finalmente è arrivato un maschio. I nipoti sono la vita per le nonne, ma senza nipoti che vita avrei io? Io sono qui, quando vengono a trovarmi ringiovanisco 10 anni. Per quello mi garbava la famiglia numerosa, perché quando si arriva che siamo vecchi si ha bisogno di sentire l'affetto delle persone che sono venute da noi. È la mia nipote, il mio nipote. Quando ci sono loro io sono felice, molto felice. Queste sono le gioie che mi rimangono nella vita, i nipoti. E i E gatti. le figlie, E i gatti. anche le figlie perché sono brave. Vado? Sì, tu puoi andare. Si è chiacchierato tanto, cosa ti dico? Quello non ti sta bene, mi scansa.